caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Un Caffè con l'Esperto. Io sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca ed ho il piacere oggi di ospitare Carla Ferreri, che è primo ricercatore del CNR di Bologna. Benvenuta, dottoressa Ferreri. Grazie per l'invito. Allora, lei è nata a Napoli ed è un Sagittario, ascendente Sagittario, quindi una carica esplosiva che utilizza, penso, nella sua attività di ricercatrice, è così? Sì, come i Sagittari con la freccia noi vediamo lontano. È un pregio ma anche un difetto per andare d'accordo con gli altri. Allora, una laurea in farmacia a Napoli, figlia d'arte, suo padre era farmacista. Sì, ma anche mia nonna. Anche la nonna. Laurea presa nel 1927 sotto la Sua Maestà Vittorio Emanuele. Ma voi siete di famiglia dei precursori, proprio dei pionieri. Lei stessa, coraggiosissima e molto giovane, ha deciso ha vinto una borsa di studio e si è trasferita in California all'Università di San Diego. Sono arrivata a 23 anni all'Università di San Diego, ero vestita tutta rosa, mi hanno preso per una che andava all'asilo. Però è stata molto importante come esperienza perché mi ha insegnato la passione per la ricerca. Ecco, appunto, questa passione che le deriva un po' dal segno e dall'ascendente, ma anche da questa origine partenopea. Ecco, come si concilia questa passione con il rigore invece che la scienza pretende? Il rigore si impara, anche perché ti bocciano i lavori quando non fai le cose bene. Noi siamo abituati ad avere dei referi internazionali, quindi è importante anche la produttività in base proprio. Oggi io pubblico 10 lavori l'anno, tutti quanti sono referati da referi stranieri. Ovviamente ora ho molta più esperienza di quando ho iniziato, però si impara, il rigore scientifico si impara e poi diventa un abito. Senta, lei dopo questa esperienza negli Stati Uniti è tornata a Napoli, ha avuto anche un'esperienza di docente all'università e un suo rammarico era quello, se non ho letto male, io ho un po' indagato un po' nel suo passato, era quello di non poter garantire, no, ai suoi allievi una certezza a livello anche posto di lavoro, insomma, questo è un po' il gap, no, tra le università e il mondo del lavoro. Lei che ha vissuto tutti questi due mondi, perché lei è anche un'imprenditrice di successo e poi capiremo anche di che si tratta, perché dialogano così poco il mondo accademico con il mondo professionale? Io quando ho preso il posto nell'università avevo 25 anni, andavo a fare lezione e gli studenti mi prendevano come una di loro e quindi mi sono abituata a parlare con le loro idee e con le loro aspettative e vedevo che, questo parliamo metà degli anni 80, 90, l'università si allontanava dalle aspettative degli studenti. Questa è una cosa grave perché l'università è aperta per gli studenti e parlare un linguaggio che lo studente ascolta è importante, ma anche dargli le ultime notizie, non le cose vecchie, perché è un mondo, fra l'altro ce ne rendevamo conto, che si stava trasformando dagli anni 90 a oggi molto rapidamente e l'università non seguiva assolutamente questo rapido sviluppo, tranne che in alcuni nicchie, ma non generalmente. Ho combattuto molto su questo, ma poi mi sono licenziata dall'università perché non ce la facevo più. Tra poco torneremo a parlare con la dottoressa Ferreri e torneremo in tempi un po' più recenti per capire innanzitutto qual è la sua ricerca attuale e soprattutto anche come ha saputo coniugare, diventare questo trade union tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale. A tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. Ci
Ci siamo lasciati poco fa con questa promessa di scoprire come si fa a diventare da un'ottima docente universitaria anche un'ottima imprenditrice, che sembrano due figure che mal si conciliano, invece lei ci è riuscita, dottoressa Ferreri. Beh, ho avuto la fortuna di avere un argomento di ricerca che aveva molte applicazioni sulla salute, e poi gli ultimi 30 anni vedere che la salute non veniva interpretata in modo moderno. Oggi siamo nella condizione di poter sapere il nostro profilo molecolare e sapere cosa ci fa bene mangiare in determinati momenti della vita. Quindi io ho pensato di applicare le mie ricerche ad un'imprenditoria che facesse profili di persone. E come li ottenete questi profili, dottoressa? Da una semplice gocce di sangue, non una, due gocce, ma una ventina, trentina di gocce, perché poi abbiamo l'unico robot al mondo che riesce a separare il globulo rosso maturo, cioè un globulo rosso che è stato 3 mesi nel nostro corpo. Noi cerchiamo di mangiare la navicella, no? Si ricorda quel certo. Bellissimo film di fantascienza dove c'è la navicella che naviga nel percorso sanguigno? Umano, sì. L'abbiamo già, si chiama globulo rosso. Ovviamente dobbiamo selezionarlo, prendiamo la membrana e la leggiamo, e quello è il profilo della persona, da infante ad adulto ovviamente. Quindi sia che sia una persona sana o che magari abbia dei problemi di salute. Quindi questo globulo rosso, se non ho capito male, è come una sorta di reporter. È come lei. Ecco, appunto. Cioè, quindi, È un giornalista. È un giornalista che vi viene a raccontare come sta fisicamente quella persona. Ecco, perché è importante l'analisi della membrana cellulare? La membrana è indispensabile alla vita della cellula. Nessuno di noi immagina il neurone senza quei prolungamenti che talvolta si vedono anche in televisione, no? Le cellule come sono fatte. La morfologia, cioè la forma delle cellule, deriva dalla loro membrana, dalla qualità. Quindi ogni cellula in ogni tessuto ha la sua membrana, composta da grassi. I famosi grassi che tutti quanti come dire, sono atterriti solo a pronunciare questa parola, però capiremo tra poco, tornando appunto a dialogare con la dottoressa Ferreri, che c'è una sostanziale differenza fra i grassi buoni e i grassi cattivi. È così, dottoressa? Non li chiamiamo buoni Non e li chiamiamo, cattivi. come li chiamiamo? Li chiamiamo grassi adatti al nostro organismo. E grassi inadatti. Esatto. Con questa correzione, a tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ci siamo lasciati poco fa con questa correzione, d'altronde lei ha come dire, rispolverato il suo ruolo di docente, no? Mi ha corretto, dice non ci sono grassi buoni e cattivi, ma sono grassi adatti e inadatti. Allora affrontiamo di petto la situazione. Quali sono questi grassi adatti e quali sono quelli inadatti soprattutto? Dipende dall'età. Anche quando un bambino deve crescere deve espandere tutti i suoi tessuti. Una volta che è arrivata a 18-20 anni, pensi un uomo cresce 18-20 anni, vuol dire che quei grassi devono sviluppare tutti i tessuti per un adulto. Dopo non cresciamo i tessuti, ma li dobbiamo mantenere. Quindi la quantità e la qualità dei grassi cambia. Poi noi abbiamo dei grassi particolari che sono i grassi poliinsaturi, omega 6 e omega 3, per il pubblico già inizia a essere un esatto, nomi abbastanza più familiari. noto, sì. Quelli li dobbiamo per forza mangiare. E io scommetto, chiunque sta sentendo la trasmissione, di dire quanti omega 6 e quanti omega 3 mangia. Non lo sanno. Non lo sappiamo. No. Ce lo dica lei, dottoressa Ferreri. E dobbiamo mangiarli per forza, dobbiamo mangiarne in una buona quantità. Dove si trovano i livelli? intanto? Si trovano nei vegetali, si trovano nel pesce, si trovano anche negli oli, i vari oli, l'olio d'oliva ha preferenzialmente monoinsaturi, quindi non stiamo parlando dei monoinsaturi ma dei poliinsaturi, gli oli di semi di girasole, di mais, l'olio di lino,
Le proporzioni tra omega 6 e omega 3 cambiano in questi alimenti, li dobbiamo conoscere. Lei ci ha ricordato che sono importanti questi omega 3 e omega 6, ma ad esempio la scorciatoia che molti prendono, che è quella degli integratori, qual è la sua posizione in questo senso? Non andiamo contro l'industria degli integratori alimentari, che è quella che cresce a 2 cifre ogni anno in Italia in particolare. Addirittura. Non andiamo contro questo perché sono posti di lavoro, non importa, diciamo, dire che devono essere di meno, anzi devono essere di più i posti di lavoro, ma usiamoli bene, usiamoli quando ci servono e soprattutto nella qualità che ci servono. Questo non viene fatto ancora oggi, o perlomeno nella imprenditoria che ho messo io, appunto, si fa il profilo prima di prendere l'integratore. Senta, ma lei tra le sue molteplici attività, cioè quella di ricercatrice, di imprenditrice e a suo tempo anche di docente, qual è quella, insomma, più adatta alla sua personalità, al suo carattere, quella in cui lei si trova più a proprio agio o si trova a proprio agio? Sicuramente di quella di imprenditrice un po' meno. Tra docente e ricercatrice abbastanza bene, tutte e due, con adesso una prevalenza nel voler insegnare, perché io penso che l'insegnamento necessita di carisma, e quando hai una certa età come la mia e hai accumulato una buona esperienza, forse il carisma aumenta e mi stanno più a sentire. Senta, ma se lei non avesse fatto questa brillantissima carriera di ricercatrice, carismatica, mi viene quasi da aggiungere, che cosa le sarebbe piaciuto fare? Sicuramente la ballerina. Un'altra ballerina qui ad un caffè con l'esperto, Sì. ma deve essere una caratteristica dei ricercatori, perché una sua collega proprio poco tempo fa mi disse che voleva fare anche lei la ballerina di flamenco, ha specificato. Io di tango argentino, tango ma lo sono già, nel senso che ballo da 10 anni. E quindi anche in questo senso eccelle. Un'ultima cosa, ora la regia ci sta mandando una foto a cui lei è particolarmente legata. Che cosa vediamo in questa foto, dottoressa Il mio Ferreri? bisnonno Casimiro Ferreri su un risciò a Yokohama, nella sua villa, tirato dai suoi 2 schiavi, prima della Shogun, della rivoluzione. Lui faceva l'importatore di bachi da seta dal Giappone per l'Italia, ci andava con le navi armate dai Savoia, perché viveva vicino Torino, ed era uno di quelli coraggiosi che facevano questo viaggio lunghissimo, e la sua storia è stata raccontata da Baricco nel uno dei suoi famosissimi libri tradotti in tutto il mondo, che si chiama appunto Seta. E lei che cosa vorrebbe carpire a questo suo avo? Lui mi ha ispirata nel coraggio, sicuramente. Bene, grazie alla dottoressa Carla Ferreri. Prima di salutare, primo ricercatore del CNR di Bologna, però prima di salutarla la invito ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto, perché ho un sacco di domande che vorrei porle e che chiariranno naturalmente le idee alle signore all'ascolto. Sono felice, grazie. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.